Rapallo ha rinnovato la propria consacrazione alla Vergine di Montallegro. Con il rito dello scioglimento del voto assunto 360 anni fa, il santuario mariano si conferma il cuore della città. Il Vangelo è un annuncio di gioia, non un peso insopportabile. Il Vescovo ha celebrato la festa di San Siro a Santa Margherita Ligure, con l'auspicio che tutti i pastori portino la speranza indicata da Gesù. Il popoloso quartiere chiavarese di San Pier di Canne in festa per il patrono. Il tema della fraternità, filo conduttore della riflessione ispirata dal santo. In occasione della festa di San Pietro, al santuario di Nostra Signora del Ponte di Lavagna è tornato il crocifisso del Maragliano, ripulito e restaurato e posto sull'altare dei defunti. Riscoprire la dignità delle persone sull'esempio di San Basilide e la consegna lasciata dal Vescovo agli agenti di polizia penitenziaria di Chiavari in occasione della festa del patrono. Il premio Bontà Donnando Negri assegnato ai giovani dell'associazione Shanti Sahara, una menzione per la famiglia Massabò rimasta aperta ed accogliente dopo la disabilità del figlio. 40 anni d'attività al servizio delle vocazioni sacerdotali e religiose. Francesco Baratta è stato premiato alla Convention del Serra International, consegnato al Papa il volume Preti in Paradiso. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica di approfondimento religioso Noi Chiesa. Ritorniamo in apertura sui festeggiamenti patronali che si sono da poco compiuti a Chiavari e a Rapallo. A Rapallo il momento conclusivo è il pellegrinaggio al santuario di Nostra Signora di Montallegro, dove si rinnova il rito dello scioglimento del voto compiuto dalla comunità rapallese 360 anni fa. Il gesto benedicente del vescovo Alberto Tanasini con il quadretto venerato nel santuario di Montallegro conferma e consolida l'attaccamento di Rapallo a Maria. Nel 2017 in particolare sono stati festeggiati diversi anniversari: 460 anni dalla manifestazione della Vergine sul Colle, 360 anni dal voto assunto dalla comunità rappallese, 250 anni dall'incoronazione del quadretto per mano del cardinale Doria. La ricorrenza ancor più significativa è quella della dedicazione al culto del santuario mariano. E occorre forse qui ricordare i decreti del Falceta che hanno appunto approvato, sancito l'avvenuta apparizione e quindi il poter esprimere religiosamente il nostro amore alla Madonna, che noi veneriamo sotto il titolo di Nostra Signora di Montallegro. Tra l'altro una curiosità piccola: quando abbiamo scritto con Benatti il libro sul santuario, io mi ero posta un problema, una domanda: ma esistono veramente questi atti del Falceta? Il codice diplomatico dice il nome del notaio. Sono andata all'Archivio di Stato, ho chiesto gli atti del notaio di quell'anno, del 1557, mi hanno posato la filza sul tavolo, l'ho aperta a metà e mi viene altro che pelle d'oca, c'era l'editto del Falceta. Il desiderio di incontro con Maria e con suo figlio, che muove i pellegrini al santuario, ha ricordato il vescovo, ci richiama ad una particolare verifica personale sull'atteggiamento con cui lo si compie. Abbiamo l'atteggiamento dei piccoli. I piccoli sono coloro che non sono presuntuosi nel Vangelo, che non si mettono davanti a Dio e dicono: guarda, non ho bisogno di quello che mi dici, sono già abbastanza per me stesso. I piccoli sono quelli che non sono arroganti, soprattutto i piccoli sono quelli che hanno il desiderio di entrare in contatto con la verità e l'amore, che vedono nella propria vita, nelle proprie necessità, il segno della propria debolezza e l'accettano, ma nello stesso tempo vedono in tutto questo anche il desiderio alto di quella felicità che soltanto l'incontro con Dio può dare. Il santuario di Montallegro, frequentato con particolare intensità nel tempo dei festeggiamenti mariani, è una parte viva e vitale di Rapallo. Montallegro è il cuore della città ed è il cuore della città, anche se per tutto l'anno forse il cuore viene, non dico dimenticato, ma viene messo da parte perché intanto funziona
Ecco, nella nostra vita credo che facciamo un po' tutti così, finché lo sentiamo battere va bene, però questo cuore batte sempre, perché nel cuore della Trinità, nell'icona, c'è la Mulier Amicta Solis, la Vergine vestita di sole, questa donna che vince il male, lo vince sempre. Quindi già dall'inizio, da quando c'è stato il ritrovamento del quadretto, il messaggio era forte: con il mio aiuto vincerete il male. E allora Rapallo è grata di questa continua assistenza della Madonna e porta i rapallesi ad avere la vittoria, perché il bene prevale sempre. Sono molte le comunità parrocchiali della nostra diocesi che in questo tempo estivo festeggiano le feste patronali. A San Siro è stato festeggiato il santo titolare del quartiere più popoloso di Santa Margherita Ligure. La Santa Messa del mattino è stata presieduta dal vescovo diocesano Alberto Tanasini e in serata si è svolta la processione lungo le vie del quartiere. Nella messa domenicale il vescovo ha invitato a riscoprire il gioioso annuncio del Vangelo. Il Vangelo è un annuncio di gioia, non un peso insopportabile. Nella messa presieduta a Santa Margherita Ligure per la festa di San Siro, il vescovo ha invitato a considerare l'invito di Gesù a seguirlo non come un giogo o una prescrizione faticosa. Spesso il partecipare alla messa è vissuto come un peso, ha sottolineato Monsignor Tanasini, eppure l'unico vero peso è quello dell'amore che il Signore ha per gli uomini. Le parole di Gesù sono di sostegno e di aiuto, certo sono anche esigenti, ma segnati dall'amore. Non è pesante per i genitori occuparsi dei figli, ha spiegato il vescovo, non è pesante occuparsi degli amici o prendersi cura di chi ci sta accanto se guidati dal voler bene. L'esortazione di Monsignor Tanasini è dunque quella di lasciarsi toccare dalla parola di Gesù in una società che sembra sempre più autosufficiente e indifferente al Vangelo, e a farsi come i più piccoli, che davvero sanno attendere che qualcuno entri nella loro vita e così si aprono alla paternità di Dio. La celebrazione del vescovo ha concluso il percorso di preparazione della comunità di San Siro, che in occasione della novena ha riflettuto con incontri e testimonianze sulle 5 parole consegnate a Firenze dal Papa alla Chiesa italiana. Quest'anno ci siamo preparati col tempo della novena, dove ancora una volta ci siamo disposti ad accogliere la parola del Signore attraverso il cammino di 9 sere dentro la celebrazione dei Vespri, e la riflessione era ricentrata sulla comunità cristiana, sulla Chiesa. E poi quest'anno, in sintonia con tutta la Chiesa, abbiamo riaccolto le 5 parole che Papa Francesco ha consegnato alla Chiesa italiana a Firenze in 5 testimonianze durante il cammino della novena. Oggi, nel giorno della festa, la presenza del Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, che al termine dell'omelia ha sottolineato come San Siro, da pastore, sia un richiamo a tutti i pastori ad essere portatori di gioia. Lei come ha accolto questo messaggio? Un messaggio che diventa vita, perché deve diventare impegno concreto per ciascuno di noi dentro la nostra comunità. San Siro è un pastore che ci accompagna e che ci guida nel riscoprire la gioia di essere abitati e sostenuti dalla gioia del Vangelo. Nella sera della festa la presenza del vicario foraneo, Don Beppe Culoma, che fu già curato di questa comunità. Un ritorno a casa per Don Beppe, ma anche un segno di unità con la Chiesa locale. Un segno di unità, un ritorno a casa per Don Beppe, quell'unità che è il vicariato, ecco, che è fatta di relazioni, di fraternità tra noi preti, ma anche con le nostre comunità cristiane. Nella città di Santa Margherita prosegue il cammino di comunione, da quest'anno è iniziato il Consiglio Pastorale Cittadino. Come sta proseguendo questo cammino? Abbiamo iniziato da quest'anno il cammino del Consiglio Pastorale Cittadino, abbiamo iniziato i tavoli di lavoro e il cammino prosegue bene, ecco, rafforzati in questo momento dalle nostre feste, che sono l'occasione per ritrovarci tutti insieme. Perché San Siro apre un po' il tempo delle feste, poi ci sarà Santa Margherita, ci sarà la Madonna della Lettera, quindi da questo punto di vista è un cammino di unità che prosegue. Un cammino di unità, ma interessante i richiami, ecco, che i santi ci fanno. Ecco, San Siro un pastore, Santa Margherita una martire, ecco, il martirio oggi che è la via della testimonianza, e Nostra Signora della Lettera, Maria, che ci riconsegna quella lettera importante che è il Signore Gesù. Il popoloso quartiere di San Pier di Canne a Chiavari ha festeggiato il santo titolare San Pietro con la Santa Messa e la processione lungo le vie del quartiere. La riflessione è stata incentrata sul tema della fraternità. Sentiamo.
Una festa molto sentita, San Pier di Canne, San Pietro, nel momento della riflessione l'invito alla fraternità, in che direzione deve andare? Sì, perché è una consegna che ci siamo fatti nella Pasqua, no? Di quest'anno, essere nella quotidianità testimoni di Gesù risorto, no? E il testimone è colui che non fa dei discorsi, è colui che vive, soprattutto che vive il Vangelo. L'impegno che ci siamo un po' presi e che è venuto fuori anche dai tavoli di lavoro che ci sono stati è proprio quello, in un'epoca segnata dalla non accoglienza, segnata dalle divisioni, segnata da tante fratture, segnata dall'individualismo, dall'egoismo, a essere veramente portatori di fraternità, nel piccolo come nelle relazioni più grandi, ecco. Ci sono veramente tante occasioni, cominciando dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità, dai nostri quartieri, dalle nostre vite proprio di relazione di tutti i giorni, veramente per costruire dei ponti gli uni verso gli altri. E se lo viviamo nel vicino questo, dove noi viviamo, ripeto, la famiglia, la casa, la comunità, la società civile, poi questo si allarga e raggiunge anche i più lontani. Sappiamo oggi quanti drammi ci sono nell'umanità, i profughi, le persone che vengono rifiutate, le persone che non hanno un posto, ecco, nella società di oggi. Il cristiano non può far finta di niente, il cristiano è chiamato a essere veramente colui che apre, colui che costruisce ponti di cura, di amicizia, di tenerezza, con e verso tutti. I santi Pietro in questo caso e Paolo ne sono un esempio. Certo, ho sottolineato in questa festa come Pietro e Paolo erano due uomini diversissimi, ecco, no? Pietro, l'umile pescatore di Galilea, chiamato a presiedere l'unità, la comunione di tutte le chiese. Paolo era, diremmo oggi, un teologo di allora, un uomo preparato, un uomo colto, che all'inizio però nella fedeltà alla religione di Israele, la religione dei padri, perseguitava i cristiani. Accogliendo Gesù che gli si è manifestato, diventa un portatore anche lui della parola di Dio, del Vangelo, diventa un testimone del risorto. E noi abbiamo una piccola icona in parrocchia che riproduce proprio Paolo e Pietro in un abbraccio. Ecco, due uomini diversissimi per cultura, per formazione, per tradizione, due uomini però che hanno saputo vivere la fraternità, hanno saputo vivere cioè il comandamento dell'amore e lo hanno portato a tutti i popoli della terra. È bello pensare che da sempre la Chiesa in questo giorno li festeggia insieme. Due testimoni del voler bene, della carità, due testimoni del Vangelo. In occasione della festa di San Pietro è ritornato nel santuario di Nostra Signora del Ponte a Lavagna il crocifisso del Maragliano ripulito e restaurato. L'opera è stata collocata all'altare dei defunti. Vediamo i dettagli di questo intervento di restauro e anche l'importanza che ha quest'opera per la comunità lavagnese. La parrocchia di Nostra Signora del Ponte a Lavagna ha riabbracciato una immagine molto cara ai fedeli, quella del crocifisso di Anton Maria Maragliano, recentemente restaurato e tornato ad uno splendore che nessuno ricordava più. Opera di pregio, riassunto delle più frequenti caratteristiche delle rappresentazioni del Cristo dello scultore ligure, il crocifisso era tarlato e destava preoccupazione nei fedeli. L'intervento della restauratrice ha permesso di scoprire però anche uno strato superiore che oscurava l'originaria coloritura dell'immagine. Sopra la cromia che ora potete osservare, in realtà avevano sovrammesso una rigessatura e una ricoloritura
posticcia in epoche successive. Dopo la pulitura di questa coloritura, insomma, è uscita fuori questa meravigliosa cromia originale con queste velature bluastre, il sangue. Oltre alla pulitura, che è stata la fase più impegnativa, poi c'è stata una fase di consolidamento, di stuccature e di reintegrazione pittorica, in quanto era anche notevolmente attaccato dai tarli. Questo si può dire che sia un riassunto della produzione dei crocifissi di Anton Maria Maragliano, per una serie di caratteristiche che lo contraddistinguono. La figura smagrita, i muscoli in tensione, il viso allungato, il torace ben definito. La conclusione dell'intervento di restauro è stata salutata con gioia perché per i parrocchiani del Ponte il crocifisso ha un valore affettivo importante per la sua collocazione nell'architettura della chiesa. Viene chiamato l'altare delle anime, che vuol dire che quando noi vogliamo ricordare i defunti, noi della parrocchia del Ponte veniamo proprio davanti a questo crocifisso e qui accendiamo dei ceri, eleviamo le nostre preghiere, quindi ha un particolare legame con i defunti. E quindi è un altare amato ed è un crocifisso amato, talmente amato che era un peccato non procedere con il restauro, soprattutto quello che a noi preoccupava era il perizoma, il manto svolazzante che era pieno di tarli. E non immaginavamo che invece, come dire, il crocifisso fosse stato ricoperto da una pellicola, da del gesso, che invece adesso, come dire, ce lo restituisce con una corporeità particolare, splendida, ecco, affascinante. Il legame fra il crocifisso e San Pietro, intanto è stato un grande regalo che il Signore gli ha fatto, il regalo di fargli assaggiare la croce. Pietro è partito detestandola. Quando il Signore parla della croce, Pietro va dal Signore a dirgli no, questo no, tutto tranne che la croce, e poi proprio sulla croce deve morire. Il Signore gli ha insegnato ad amarla la croce. Mi è piaciuto anche dire nell'omelia che Pietro ha regalato a Gesù la cosa che aveva più cara, la barca, e Gesù ha regalato a Pietro ciò che aveva di più caro, la croce. Ma perché? Ma perché Gesù sulla barca senza Pietro non sapeva dove andare, e Pietro sulla croce senza Gesù non sapeva dove andare. Ma questo vale anche per noi. Noi possiamo regalare a Gesù le nostre cose più belle, e Gesù ci regala la croce perché quando la croce ci tocca, senza Gesù veramente siamo smarriti. Un momento di festa dunque per la comunità, che ha accolto l'opera restaurata nel giorno della solennità dei Santi Pietro e Paolo e dell'anniversario di ordinazione presbiterale del parroco Don Gianluca Trovato e del suo compagno di messa Don Stefano Giupponi. La parrocchia, distante dal centro e immersa nel traffico, è punto di riferimento del quartiere. E quali sensazioni? La sensazione che lui è grande, noi siamo piccoli, che lui è tutto, che noi siamo niente, che lui è misericordia, che noi siamo peccatori riconciliati, che il Signore ha messo nelle nostre mani da 26 anni a sta parte, la cosa più preziosa veramente che ha il suo corpo e il suo sangue, ha detto di distribuirlo, di darlo, ecco, la sua parola. Quindi, come dire, ogni giorno è un rinnovato stupore e una memoria grata non soltanto di quel 29 giugno 1991, ecco, che chiaramente vive ogni qualvolta si celebra l'Eucarestia, ma è una memoria grata di tutte le persone che hanno reso fecondo il nostro sacerdozio. Parlo anche a nome di Stefano, le nostre famiglie, anche la parte della mia famiglia che è in cielo, e i parrocchiani che veramente lo rendono fecondo perché ci vogliono bene, perché seguono anche, come dire, le indicazioni che diamo, perché ci vengono dietro, perché ci correggono quando sbagliamo, perché sono la nostra famiglia. È una comunità particolare, e forse proprio perché si vive, diciamo così, un pochino distanti dal centro e nello stesso tempo anche immersi in un caotico traffico senza punti aggregativi, la parrocchia però in questo senso ha una marcia in più, ha la marcia dell'aggregazione, dell'identità, del darsi da fare. In fondo, diciamo, se non facciamo qualcosa quella Madonna del Ponte e noi, non fa niente nessuno, e quindi, come dire, quindi ci rimbocchiamo le mani che siamo un po' un'armata Brancaleone, però voglio dire funzioniamo ancora abbastanza bene. Nella casa di detenzione di Chiavari il Vescovo ha celebrato la Santa Messa in occasione della festa di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria. In questa occasione Monsignor Tanasini ha lasciato a tutti gli operatori carcerari la consegna di riscoprire la dignità delle persone sull'esempio proprio del Santo.
Noi vorremmo che i luoghi di detenzione fossero davvero luoghi di crescita per chi subisce una pena, di ripensamento della propria vita, di giudizio su se stessi prima che del giudizio esterno del giudice. Riscoprire la dignità dell'uomo anche attraverso un camminare insieme in cui le parti reciprocamente danno all'altra qualcosa nel percorso di crescita personale. È la consegna che il vescovo diocesano ha lasciato agli agenti della polizia penitenziaria della casa di reclusione di Chiavari, incontrati al secondo piano della struttura di Via del Gasometro in occasione della festa del santo patrono San Basilide. Proprio come quest'ultimo, nei confronti della Vergine Pataniena condannata a morte per la sua fede cristiana, si è fatto difensore dell'onore della persona che aveva in custodia. Anche così chi lavora all'interno delle mura di un carcere è chiamato a rispettare la dignità delle persone a lui affidate, una dignità che passa attraverso diverse strade, tra le quali il lavoro e la conoscenza. Ecco allora che proprio in questa direzione si inserisce il progetto Oltre il Muro, un percorso per la cittadinanza attiva che a settembre coinvolgerà diversi detenuti del carcere di Chiavari, oltre ai 3 che sono già in regime di semilibertà e ai 14 che durante il giorno svolgono attività lavorativa all'esterno per poi rientrare in cella alla sera. Diversi altri dei 56 totali saranno coinvolti in un progetto per l'apprendimento permanente e la cittadinanza attiva. Saranno attivati infatti percorsi per sviluppare competenze sociali e civiche, educazione alla legalità e una maggiore comprensione delle diversità culturali. Un'acquisizione di competenze che passerà anche attraverso il teatro, la lettura e la formazione. Uno strumento che vede il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio nel cammino di reciprocità che, guardando a San Basilide, è stato sottolineato anche da Monsignor Tanasini. C'è sempre uno scambio, possiamo sempre dare ma anche ricevere. Ecco, questa è la riflessione che faccio. Si può crescere sempre in umanità quando si imposta il rapporto, la relazione sulle basi di cui abbiamo parlato. Ora parliamo di 2 premi. Il primo è stato istituito in memoria di Don Nando Negri, di cui quest'anno ricorre l'11° anniversario della partenza per il Paradiso. Si tratta del premio Bontà che è stato assegnato nei giorni scorsi al villaggio del ragazzo, un riconoscimento che è stato ritirato da un gruppo di giovani che si sono associati in una realtà che si chiama Shanti Sahara e si occupa dell'accoglienza di bambini saharawi affetti da malattie che trascorrono un soggiorno estivo dalle nostre parti. L'anniversario della partenza per il Paradiso di Don Nando Negri viene ricordato ogni anno con diverse manifestazioni che rendono gioiosa la memoria. La messa, celebrata dal vescovo Alberto Tanasini, la consegna dei diplomi agli allievi che hanno compiuto il percorso triennale di formazione al villaggio del ragazzo, l'assegnazione del premio Bontà ed una menzione speciale per chi dona un po' di se stesso agli altri. Quest'ultimo riconoscimento quest'anno è stato assegnato alla famiglia Massabò per l'amore e la dedizione con cui mamma Giuliana e papà Lorenzo si sono dedicati al figlio divenuto disabile, senza chiudersi al prossimo e mantenendo sempre vivo l'impegno in parrocchia e nelle realtà di volontariato. È un riconoscimento che sinceramente forse non meritavamo nemmeno, perché è una cosa naturale che chiunque fa per i propri figli. Questo premio, questo riconoscimento io volevo appunto, come diceva lei, devolverlo a tutti i genitori, a tutti quelli che soffrono in modo particolare, e come a volte mi diceva mio figlio, ricorda di parlare col cuore e ascoltare in silenzio. Il premio Bontà Don Nando Negri 2017 è andato ai giovani rappresentanti dell'associazione Shanti Sahara, realtà che si occupa dell'accoglienza e del soggiorno estivo per bambini con problemi di salute provenienti dalla zona del Saharawi. L'associazione si occupa di offrire il proprio sostegno al popolo Saharawi, ospitando ogni estate 10 bambini nei mesi di luglio ed agosto, offrendo a questi bambini dei percorsi di tipo sanitario che migliorino le loro condizioni di vita. Noi abbiamo iniziato, il primo anno era il 2012 e è iniziata questa avventura con un gruppo di amici e il gruppo di amici si è moltiplicato anno dopo anno, siamo tutti giovanissimi e è la nostra forza, la forza della nostra associazione sono i volontari, la nostra giovane età. Parte tutto da Gesù Cristo, Don Nando imitatore. Gesù mite e umile di cuore, il vescovo ha detto Gesù piccolo, cioè Don Nando che si è fatto piccolo per i piccoli,
e tanta gente che vuol bene ad un Nando, che veramente ha fatto festa e quindi che ha voluto essere presente. Sono 11 anni, non sembra vero, e la gente non molla, c'è, e questa è la bella cosa. Da Don Nando abbiamo preso ispirazione per il premio Bontà, che è stato assegnato a questa associazione Shanti Sahara. Ci sono 7 giovani del nostro territorio che si impegnano per i ragazzi disabili che non hanno cure, dal deserto li portano qui, li fanno stare un po' allegri se possibile, li curano. Per la segnalazione alla famiglia che tu hai detto, Giuliana e Lorenzo, per diciamo, l'accudimento del figlio diventato disabile, ma anche perché in questo hanno continuato ad essere aperti al territorio, alla parrocchia, al volontariato, e quindi non sono chiusi un po' nel loro dolore, nella loro, come tra qualcuno tra parentesi la chiama, disgrazia. E poi i nostri ragazzi della formazione professionale arrivati a fine percorso, anzi qualcuno speriamo possa fare un 4º anno da tecnico per approfondire ulteriormente la preparazione. Erano belli contenti, è un gran risultato, perché 3 anni di cammino, di formazione delle persone, non solo del lavoratore, per noi è fondamentale ed importante. Un premio ai 40 anni di attività al servizio delle vocazioni sacerdotali e religiose è stato assegnato a Francesco Baratta in occasione della 75esima Convention del Serra International. L'evento è stato ospitato quest'anno a Roma e in questa occasione Baratta ha consegnato al Papa il volume Preti in Paradiso. Sempre adelante, il coraggio della vocazione, un motto che diventa una missione per i componenti del Serra International, unico movimento nel mondo formato da laici impegnati nel sostegno alle vocazioni sacerdotali e alle vite consacrate. I rappresentanti provenienti da 13 nazioni sparsi in tutto il mondo si sono riuniti a Roma in occasione della 75esima Convention del Serra International. 4 giornate intense di incontri e scambi di esperienze che hanno avuto come momento centrale l'udienza con Papa Francesco. Il pontefice, prendendo spunto dall'espressione di saluto rivolto dal presidente del Serra International Dante Vannini, si è soffermato sul tema dell'amicizia, definendo il Serra Club come un luogo in cui cresce una bella vocazione, essere laici amici dei preti. Accanto a questo l'impegno sempre adelante, sempre avanti, prendendo a riferimento la figura di San Junipero Serra, missionario spagnolo canonizzato da Francesco nel settembre 2015, il Papa ha incoraggiato i presenti a procedere nel cammino. San Junipero, benché zoppicante, con ostinazione proseguì nel suo viaggio verso San Diego per piantarvi la croce. Così deve essere il cammino del cristiano. È meglio procedere zoppicando, talvolta cadendo, ma confidando sempre nella misericordia di Dio, che essere cristiani da museo, che temono i cambiamenti e che, ricevuto un carisma, una vocazione, invece di porsi al servizio dell'eterna novità del Vangelo, difendono se stessi e i propri ruoli. Del resto, la vocazione è essere chiamati a un altro, cioè non possedersi più, uscire da se stessi e mettersi al servizio di un progetto più grande. Con umiltà diventiamo allora collaboratori della vigna del Signore, rinunciando ad ogni spirito di possesso e di vanagloria. In occasione dell'udienza è stato consegnato al Santo Padre il libro Preti in Paradiso, silloge di scritti in cui si raccontano i tratti umani e spirituali di 5 preti: Don Nando, Don Gibi Campodonico, Don Lavagnino, Don Luciano Serra e Don Marcello Botto. Il volume è stato curato da Francesco Baratta, presente all'incontro con il Santo Padre, e premiato il giorno successivo nell'ambito del banchetto annuale per i suoi 40 anni di attività serrana. Un particolare riconoscimento per aver assunto, per incarico dell'arcivescovo Angelo Bagnasco, la presidenza della Fondazione Junipero Serra nel 2008 in un momento di forte difficoltà ed averla traghettata per un biennio, donandole nuovo slancio e vitalità e favorendo la ripresa del cammino sempre adelante.
E ora vediamo alcuni appuntamenti per questo fine settimana. Domenica 16 luglio si celebra la memoria liturgica della Beata Vergine del Monte Carmelo, istituita per ricordare l'apparizione mariana al presbitero San Simone Stock, avvenuta proprio il 16 luglio del 1251. Sono molte le comunità parrocchiali che festeggiano con particolare solennità la festa della Madonna del Carmine. A Sestri Levante, nella chiesa plebana di Santo Stefano del Ponte, domenica mattina alle 7 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Al termine la preghiera di benedizione per i restauri alla cappella di Nostra Signora del Carmine. Alle 10:30 il Vescovo sarà nella chiesa di Sant'Antonino a Castiglione Chiavarese per celebrare la Santa Messa in occasione della festa della Madonna del Carmine. Nel pomeriggio alle 17:30 Monsignor Alberto Tanasini presiederà la messa nel Santuario Mariano di Nozzarego. Al termine della celebrazione dell'Eucarestia si svolgerà la processione mariana. Festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Carmine anche nella comunità di Arzeno in Alta Valgraveglia. Al termine del triduo di preparazione, domenica alle 18 la Santa Messa e la processione mariana. Festa della Madonna del Carmine anche nella chiesa di San Bernardo di Celesia. Alle 18 domenica la celebrazione dell'Eucarestia e a seguire la processione. Al termine si potrà condividere insieme la cena. E si conclude così questo appuntamento con la rubrica settimanale Noi Chiesa. Ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci.